Un grande applauso al nostro ospite Alessandro Comodin. Grazie, buonasera. Questo film è un viaggio che gira in tondo, che non porta quasi da nessuna parte, però che ti sposta, è un viaggio interiore. Ecco. Posso farvi forse un piccolo avvertimento, cioè un'avvertenza forse, un preambolo insomma, e che probabilmente se non andate spesso al cinema il film è molto semplice, però appunto è una semplicità che al giorno d'oggi non si vede tanto al cinema, purtroppo, e quindi probabilmente potreste eventualmente essere delusi perché mancano tutte le, diciamo, tutti i condimenti che fanno di un film, no? Un film in televisione, per esempio, ha la musica, la storia, gli attori conosciuti, eccetera, eccetera. Qui probabilmente vi mancheranno tutti questi elementi di condimento per rimanere all'essenza, no? È un film veramente molto molto semplice. Quando si parla di semplicità probabilmente può richiedere allo spettatore di essere un po' più attivo, oppure semplicemente che si lasci portare. Ecco. Alessandro, ci hai un po' quasi tratto in inganno all'inizio. Ci hai detto è un film semplicissimo, e lo è, per i mezzi con cui l'ha girato e per la filosofia che adesso magari ci racconterai meglio, ma è nello stesso tempo un film ricchissimo di emozioni, credo, e di suggestioni. Ci ha parlato di un viaggio circolare. La mia esperienza come spettatore è stato sì quella di assistere ad un viaggio che per certi aspetti all'inizio ti riporta dal punto da cui sei partito, ma in realtà quasi mi è sembrata più una spirale, in cui ogni volta che ritorni entri un po' di più nel mondo di Gigi. E quindi volevo chiederti, partendo dall'inizio di questo viaggio, come è nata questa idea e come hai deciso di svilupparla. Beh, l'idea è nata dal fatto che volevo fare un film di nuovo a casa, come il mio primo film, L'estate di Giacomo, che erano 10 anni più o meno, sono 10 anni, un po' di più. Che ho fatto e in quel film c'erano due ragazzi, due adolescenti che andavano al fiume, al tagliamento a fare il bagno, un picnic, no? E tutta la realtà, no? Il paese, la gente era rimasta totalmente fuori campo, non si vedeva, insomma. Il mondo esisteva solo con i suoni ed era la vita un po' di questi ragazzi al fiume. E crescendo un po' mi sono detto che era venuto il momento di attaccare l'altra parte, no? Di quello che non si vedeva, che era il paese, eccetera, eccetera. Allora ho cominciato da me, insomma, perché i miei film sono personali, parlano di me, insomma, è la mia ricerca personale. E quindi volevo fare un film intorno al giardino di mia nonna, dove io ero bambino e giocavo e immaginavo le cose come tutti i bambini, no? E il giardino è una delle poche cose al mondo che vi assicuro che nonostante io cambi e cresca e invecchi, il giardino rimane esattamente lo stesso. In ogni caso, il mio sguardo lì dentro è esattamente lo stesso, non cambia mai. Quindi quando sono in quel giardino lì, sono di nuovo il bambino che sono stato, in qualche modo, e corrisponde anche alla mia ricerca stilistica, no? nel cinema, e cioè quella di cercare di recuperare il più possibile uno sguardo di bambino, perché il cinema è fatto di cose molto piccole, molto concrete, no? Per me. E allora ho deciso di lavorare intorno al giardino. Nel giardino c'era Gigi che se ne occupava a modo suo e c'era mia nonna anche all'epoca, quindi ho cominciato così dal giardino, poi c'era Gigi e poi pian piano la storia si è andata costruendo un po' nel tempo, perché ci sono voluti 5 anni più o meno per fare questo film, se che sembra che si possa fare così facilmente. C'è voluto tempo, no? Quindi giardino, Gigi, vigile urbano, quindi poliziotto, quindi
film poliziesco con Gigi come personaggio principale. Questa era stata un po' l'idea, no, di base, sulla quale ho cominciato a girare anch'io intorno, perché un po' il film è anche un po', vogliamo un po' quello che faccio io, no, come mestiere, è proprio girare intorno. Invece della cinepresa direi che è un microscopio in mano, no? Per cercare di raccontare una storia grande, no? Ma con piccole cose ordinarie che tutti vediamo tutti i giorni. È quello che cerco di fare, insomma. E quindi negli anni, piano piano, quindi Gigi, mi sono riavvicinato a Gigi, che era tanto che non lo vedevo, o che lo vedevo sporadicamente. E piano piano questa storia si è precisata. C'è stato un momento fondamentale, che è un momento molto tragico, perché ovviamente per un film poliziesco ci vuole un'indagine condotta da Gigi, deve essere plausibile con quello che succede nel posto, non si può fare una cosa eclatante, quindi ho cercato un po' e alla fine mi sono accorto che l'unica cosa tragicissima che succede in quel posto è che ogni tanto capita che qualcuno decida di suicidarsi lì sui binari del treno, lì all'altezza del cimitero, del campo di calcio, e a Gigi è successo di dover andare a constatare questo fatto terribile, e quindi lì abbiamo cominciato appunto, perché la sceneggiatura gli ho cercato di spiegargliela a Giulio che mi ha accompagnato in tutto questo giro concentrico, e che gli ho fatto un disegno di un vortice, perché in effetti c'era il giardino, c'era il passaggio a livello ed tutto girava intorno così, e poi ci sono voluti anni per mettere ogni dettaglio importante. Sono i luoghi, per esempio, ma soprattutto sono le persone, no? Chi mettere accanto a Gigi. E quindi abbiamo cercato prima da lontano dirsi ma forse un attore, e piano piano ci siamo accorti che chimicamente, no, per Gigi stesso, che era lui, diciamo, l'equilibrio di tutto il film, bisognava assolutamente lavorare con delle persone che gli erano vicine. E quindi abbiamo conosciuto un po' tutte le persone che gli sono vicine, che io conoscevo già o più o meno. E così, e poi insomma il lavoro è lungo, non possiamo parlarne tutto stasera, però è molto interessante. Perché appunto ricordiamolo, nel caso non fosse chiaro, Gigi è tuo zio, quindi Sì, Gigi giusto per mettere magari l'ultimo tassello in questo c'è. Sì, perché Gigi, volevo chiederti invece com'è stato il vostro primo incontro lavorativo, nel senso che appunto siete zio e nipote, ma il giorno in cui Alessandro è venuto e ti ha proposto di fare il film, che cosa hai pensato? Hai accettato subito? Ci hai avuto da pensare? No, un giorno mi ha proposto di girare un film con lui e niente, cioè, siamo andati a cena insieme perché non ci vediamo quasi mai. Secondo me è stato un pretesto per conoscerci un po' meglio, visto che Alessandro è partito da bambino, da un po', finita la maturità, è andato all'estero e non ci siamo persi di vista. È un modo per ritornare alle origini, agli affetti familiari che per la sua passione ha dovuto lasciare. E quando mi ha proposto il film, non ho detto subito sì. Comunque sì, ho accettato la sfida, in pratica, no, una sfida, l'occasione di girare, cioè di provare una sensazione nuova, cioè di mettermi in gioco anche alla mia età. Quindi sì, ho accettato il lavoro. Ha accettato. Ho accettato, sì. Hai accettato. Anche perché era un pretesto per conoscerci un po' meglio. Perché era da tanto tempo che non... Cioè, le nostre... come dire... le nostre energie si erano un po' perse di vista. E al di là delle immagini che noi guardiamo nello schermo,
secondo me è quello che emaniamo, cioè quello che non si vede, la cosa più importante di questo film, cioè quello che si percepisce. Stasera mi sono seduto qui e ho notato ci sono delle sfumature che veniva riproposto nello sfondo il rumore cioè il rumore del treno che fa sulle rotaie, e questo è come un simbolo, un dettaglio che si ripropone, è un pensiero continuo, è una cosa che non vuoi lasciare, cioè che ti rimane, che ti accompagna. Io non so se mi sono spiegato. Sì, il film è una sensazione dolce, perché questo rumore ti accompagna verso la scoperta di un mondo nuovo, cioè nel senso il treno ti accompagna verso nuovi orizzonti, però il treno ti riaccompagna anche a casa, nel senso cioè che ti porta via, ti porta lontano, ma anche ti riporta a casa, ti riporta in un posto dove ti senti protetto. E Alessandro ha colto l'occasione di ritornare a casa, cioè nel senso dove si sente protetto. E il bosco è un luogo, è una cosa dove ti protegge, Alessandro, ci protegge. Per il dettaglio, Pierluigi ha rivisto solo stasera il film. L'aveva visto, Sì, l'ho visto. la prima volta, quando l'abbiamo presentato per la prima volta in un festival grande, no? C'era tantissima gente e Pierluigi non l'aveva visto ancora ed era molto emozionato, quindi non aveva forse potuto guardarlo bene. Quindi stasera Esattamente. Pierluigi l'ha guardato per la seconda volta e forse anche per la prima volta. Il festival non è un festival di secondo ordine, insomma, è il Festival di Locarno, dove tra l'altro il film si è aggiudicato il premio speciale della giuria, quindi insomma anche un'ottima partenza, diciamo, per il lungo viaggio che tu e Gigi insomma farete insieme. Ma volevo chiederti, appunto, ritornando, ci hai raccontato un po' la genesi della storia, come hai anche deciso di raccontare questa storia, perché proprio gli strumenti che dicevi prima essere molto semplici, ma anche molto, molto equilibrati, molto, molto pensati per scegliere appunto di raccontare questa storia. E ti faccio in questo un po' una domanda anche forse difficile. Riusciresti a dare una categoria a questo film? Ho letto su una recensione una commedia documentaria, una recensione, un genere che non mi era mai capitato di incontrare. Io stesso però sarei molto in difficoltà a dover dare un genere, insomma. Sì, è un po' la difficoltà di film come questo, è che appunto non entrano nelle categorie classiche, no? Anche del finanziamento dei film, perché nei finanziamenti hai bisogno dei soldi, sono per lo più soldi pubblici, c'è la categoria della finzione, attori, sceneggiatura e tutto il resto, e la categoria del documentario, che è il soggetto, parliamo di un tema e poi lo divulghiamo in un modo che insomma conoscete come la televisione, insomma. E queste sono le due categorie nelle quali tu ti devi scegliere all'inizio, no? E quindi in effetti non è semplice, per me è sempre stato così, fin dall'inizio. La scelta iniziale da fare non è facile, perché appunto se scrivo una finzione, come ho fatto nel mio film precedente, scrivo la sceneggiatura, però allo stesso tempo voglio lavorare con la realtà con appunto attori non professionisti, come si dice in gergo, che in realtà non mi piace come definizione, però diciamo questo. E quindi avere un dialogo molto più vicino con la realtà, no? che la maggior parte dei film, no? Dove c'è una concezione forse un po' più piramidale del lavoro, cioè c'è il regista, l'autore, diciamo, che
che con la sua sensibilità e il suo saper fare, lavorare, no, dà degli ordini a tante categorie tecniche e dice quello che vuole, quindi si suppone che lui sappia o che lei e lui sappiano cosa fare, no? È un po' questo, invece qua è tutto diverso, quindi le categorie non ve le so dire. Non ve le so dire, quindi qui abbiamo deciso di lavorare nel documentario perché appunto Pierluigi è una persona vera, però anche nel documentario non è un vero documentario, si sentiva fin dall'inizio, c'era una sceneggiatura, poi insomma il mio modo di fare è un po' particolare, quindi non entra nella televisione, nel formato della televisione. Insomma è una lotta continua, un po' con me stesso prima, un po' con le varie istituzioni, però lavoriamo, insomma non è il mio primo film già. E quindi un po' insomma, nel settore mi conoscono e quindi sanno più o meno cosa possono immaginare da quello che scrivo, e quindi noi non vogliamo tanti soldi, non abbiamo bisogno di tanti soldi, abbiamo bisogno del giusto per fare il film, e questa è una cosa molto importante perché quando ci sono tanti soldi bisogna poi spenderli, no? E spesso si sperperano, invece qui proprio arriviamo al minimo, insomma, per fare le cose bene, per pagare tutti, non ci rimettiamo dei soldi, però insomma siamo totalmente precari, ecco. Quindi però insomma è il prezzo da pagare, credo, per essere liberi e per poter fare delle cose un po' diverse, no? E per soprattutto avere, insomma, ho il privilegio di poter cercare uno stile mio, di scrivere le cose a modo mio. Grazie. Ma credo che tutti abbiamo una curiosità, che è quella di capire se i testi, i dialoghi di Gigi sono scritti o è, come dire, c'è molta improvvisazione in questo, perché qui insomma si decide un po' le sorti del film. Ovviamente insomma tutti i dialoghi sono frutto di Gigi, però diciamo l'asse e l'equilibrio non era tenuto da me in un modo classico, nel senso si fermava e si diceva la rifai, ridici questo un po' meglio, eccetera eccetera. Non è l'improvvisazione, anche l'improvvisazione non è totalmente giusto come termine, perché l'equilibrio è stato trovato appunto da una specie di dispositivo tecnico a volte e a volte proprio di umano, dove tutto era teso per lasciare a Gigi una libertà estrema di essere totalmente spontaneo, vero, insomma, dove possa dimenticare la telecamera, perché comunque insomma la telecamera gli dà fastidio, la cinepresa gli dà fastidio a Gigi, quindi abbiamo dovuto insomma, ho dovuto cambiare tutti gli obiettivi con i quali avevo sempre girato i film fino adesso, ho usato delle ottiche che non avevo mai usato, e poi anche la macchina, se è così presente, e anche perché ciò non c'era nella sceneggiatura che avevo scritto, in ogni caso non c'era questa percentuale di automobile così grande, perché l'automobile appunto Gigi guidava per davvero, abbiamo messo la cinepresa di lato, no? Che quindi non la guardava, anche se la guarda tanto spesso, e quindi c'era questo equilibrio per cui alla fine Gigi era libero, però all'interno di 1000 vincoli che aveva integrato, perché era il modo di lavorare, no? L'altra cosa fondamentale è che, a parte i piccoli snodi di finzione, no, che ci sono, che sono soprattutto, credo, le immagini di cui che non ci ricordiamo del film, a parte questi piccoli snodi, oppure per il personaggio di Annalisa, la collega, Annalisa è stata fondamentale perché lei rappresenta proprio il suo personaggio, in ogni caso è il personaggio che struttura un po' la storia, trovo, è stata fondamentale. Abbiamo girato credo 2 pomeriggi, 2 giornate intere con lei, e sono le uniche volte, insomma, sì, dove abbiamo rifatto la stessa cosa da una parte e dall'altra, no? Come si fa di solito, fai la stessa scena più o meno e la filmi da 2 punti di vista diversi, altrimenti tutto il resto
esiste per la prima e per l'ultima volta, c'è solo una inquadratura, boh, se non è buono non importa, andiamo avanti, facciamo altro. E il film ha questa esigenza appunto perché non c'è modo di ripetere, non c'è modo di rifarla meglio, è così, o è perfetta oppure non entra. E questa tensione che lui per forza sentiva, perché a volte magari mi diceva ma non l'ho fatta bene, ma non importa, soprattutto per le cose più importanti, quindi le cose che vi ricordate esistono per la prima e per l'ultima volta. Quindi c'è un lato insomma documentario molto forte, molto presente. Grazie Alessandro, grazie Gigi. Grazie a voi, grazie.